Mariella Lobello, assessore regionale territorio e ambiente, oggi sopralluogo qui ad Agrigento in via Papaluciani dopo il crollo di questa parete. Ecco, qual è la sua sensazione? Beh, la sensazione ancora una volta è quella, insomma, di una città che sta vivendo una grande difficoltà. Nel caso specifico parliamo però non di una novità. C'era una fragilità che era conosciuta dagli uffici, più volte i proprietari sono stati invitati a provvedere, le straordinarie piogge probabilmente di questi giorni hanno solo accelerato un processo che comunque vede vedeva già questa zona in serio pericolo. 4 palazzine interessate, per cui è necessario gli uffici oggi, gli uffici della protezione civile insieme a quelli dell'ARTA, quindi proprio dell'assessorato, hanno già provveduto a segnalare l'urgenza di individuare questa come zona di emergenza, per cui già lunedì mattina saranno questi documenti e queste relazioni sul tavolo del direttore generale dell'assessorato territorio e ambiente. Avendone definito come zona a rischio, a questo punto il Comune di Agrigento deve immediatamente, velocemente preparare un progetto perché in questa maniera si possa finanziare la sua messa in sicurezza. Lei all'indomani del crollo di via Papaluciani, ma anche del crollo che si è verificato a Naro, ha annunciato che metterà in campo un nucleo ispettivo. Sì, è un nucleo ispettivo che per la verità già da circa 15 giorni stiamo mettendo su. È un nucleo che dovrà andare a verificare la situazione delle nostre, intanto dei nostri centri storici, ma anche di quelle palazzine. Vediamo il caso di Ribera, di quelle palazzine che pur essendo giovani risentono poi alla fine di una insicurezza strutturale, per cui nel tempo da un lato il tempo che passa, dall'altro i materiali probabilmente non migliori usati nelle costruzioni, dall'altro costruzioni abusive e quindi l'appesantimento ci sta facendo vedere che c'è una fragilità nelle costruzioni che probabilmente deve far attenzionare tutto il nostro territorio.